Siamo nel post partita di Team Service Car Monza contro Viareggio, questo anticipo dell'11ª giornata di A1 che ha visto trionfare la squadra di Mister De Gerone che torna al successo dopo oltre un mese e mezzo. Siamo qui con Samuele Muglia che ha avuto il merito di far saltare il banco, una partita che sembrava indirizzata verso un pareggio che tutto sommato ci poteva anche stare, ma la vostra voglia di tornare al successo da 3 punti che vi mancava tanto ha fatto la differenza e tu hai trovato, hai fatto saltare il banco, dicevamo. Sì, felicissimo per questa vittoria in una pista difficilissima. Venivamo da 3 trasferte consecutive, tutte una più dura dell'altra, Trissino, Lodi e oggi Monza. Con un mese non giochiamo in casa, sicché era una partita molto difficile, un po' rimaneggiati con Danna fuori, Torner a meno di mezzo servizio, non doveva neanche giocare, a stretto i denti, ha fatto una partita commovente e anch'io venivo da un infortunio, era tanto che non toccavo la pista per bene. E quindi orgoglioso di questa partita, dei miei compagni, di questo sforzo incredibile. Samuele, tra l'altro ora la classifica diventa molto interessante tenendo conto che dovete anche recuperare la gara contro Giovinazzo, insomma vi fa anche sicuramente merito questo di essere in una posizione davvero molto interessante a questo punto. Ma sai, noi la classifica la guardiamo poco, però logicamente questa vittoria in una pista così fuori casa ci proietta, credo, in una buona posizione, però ripeto, noi la classifica non la guardiamo, ci godiamo il momento, rimaniamo ancora abbattuti finché riusciamo e andiamo avanti per la nostra strada che in questo modo, con questa attitudine ci divertiamo e è la cosa più importante. È una dedica speciale per questo gol o te lo dedica a te giustamente come dicevi del tuo momento? La dedico alla mia famiglia, a mio figlio, alla moglie, perché mi stanno vicino. Questo è un mese difficile per me, è stato un mese difficile e quindi gli faccio una grande dedica a mio figlio e grazie di starmi vicino. Grazie Samuele.